Buongiorno Italia. Buongiorno, un cazzo, cos'è sta roba qua? Porco cane, io odio la neve. Cioè, quando sono in campo, io guarda come che nevica di brutto. Ah, scoiattolo, guarda che c'ho. È andato, fermo. Lo vedi? A destra, guarda qua, adesso ce l'hai al centro. Scoiattolo, guarda che è in piedi. Che forte. Che fortino. Adesso sta nevicando di brutto. Porca troia. Non buono. Breve storia triste. No, lui che entra proprio. Non posso neanche pucciarmi il caffè. Mi tocca distruggere la forma perfetta cerchioidale del biscotto. Però va che è vera, ragazzo, perché leggevo nelle recensioni, no? In questo campeggio che era pieno di scoiattoli. E se è vero, stamattina, hai visto, no, che ho aperto la finestra che c'era già lo scoiattolino fuori. È che io stavo pensando, no, siccome ce ne sono tanti e questa è una zona turistica, no, dove soprattutto un campeggio, quindi dove la gente si ferma e ha del cibo, no? Cosa significa? Col passare degli anni gli scoiattoli si saranno addomesticati come quelli del giardino di Avezza, della regina di Londra, no? Che lì purtroppo non avevo niente di dargli da mangiare, però mi venivano là nei piedi, mi guardavano come per dire oh, italiani, no? Non vedo un caso, sempre i soliti, dopo andavano via. Però salivano nelle mani delle altre persone, hai capito? Adesso magari quando smetterà di nevicare provo ad andare fuori con qualcosina, dei cracker, qualcosa, non salati, e vediamo con quello se riusciamo a fare 2 foto o 2 video ai scoiattolini, perché sono anche i scoiattolini simpatici questi. Ragazzo, ricordati sempre una cosa, essere full time non significa essere mona, ossia star sempre in libera quando si ha la possibilità, o meglio la necessità di attaccarsi ad un campeggio. Ti faccio l'esempio, io ero qua su per i monti con un freddo, un vento della Madonna, neve, tutto quanto. Avevo voglia di starmene 2 giorni col computer in modo che passasse tutto il brutto tempo e andare a vedere poi i laghi di Plitvice. E cosa faccio? Mi vado in un campeggio, ovviamente insomma un campeggio dal prezzo anche relativamente modesto, 20 euro al giorno, tutto incluso, acqua, corrente, qualsiasi cosa, puoi aprirti il tendalino, puoi metterti dove vuoi, ti fai docce bollenti di 2 ore e hai anche la navetta inclusa per andare ai laghi di Plitvice, insomma, che non è poco. Voglio dire, in caso di necessità, cioè non è che uno per fare il figo deve stare là come un mona sotto la neve col vento che gli sbatte il camper chissà dove, per cosa? No, cazzo, stai qua, sei il calduccio, mi sono attaccato tutto elettrico con la stufetta e tutto quanto e basta, mi sono fatto la doccia da chilo. Ci sono anche le lavanderie, c'è tutto quanto, e cosa vuoi di più? Cioè una volta ogni tanto il campeggio ci sta. Ci sono quelli che lo considerano, no, un po' come una cosa da esorcizzare. Assolutamente no, cioè secondo me personalmente la reputo una cosa sciocca, insomma, questo. Ecco, questo è per carità il secondo campeggio di tutta la mia vita, non è che ne faccia chissà quanti, però in caso di necessità, ripeto, ci sta. La prima volta in Francia per il discorso delinquenza ti aprono il camper eccetera eccetera, e stavolta qua cazzo sono in mezzo ai monti col vento, la neve e tutto quanto, e piove, c'è nuvolo e vaffanculo. Ma la stufetta elettrica qua si è comportata egregiamente bene, pensavo meglio. Diciamo che fino a 0 gradi, 1 grado, 0 gradi, sì, ti scalda a sufficienza il camper. Tieni conto, poi vabbè, io anche le finestre non gli ho messo gli oscuranti termici, e comunque un camper vecchio con spifferi, pareti fine, tutto quello che vuoi. Però se vai sotto 0 invece no, può essere un buon aiuto per carità per il riscaldamento principale se sei attaccato a una colonnina ovviamente, ma utilizzarla così da sola quando si scende sotto 0 direi no, non è sufficiente. Per carità, chiaro che non stai là a batter freddo, però insomma non è neanche piacevole, è sempre bello avere il calduccio, no? In camper. Oh, guarda i miei vicini che T4 là, cos'hanno? No, non è un T4, è della Ford, che forte, con il letto tipo collar top, rigido, hai visto? Che storiazze! Va che poi sono arrivati altri 2 nuovi vicini, ero andato per fare 2 ciacole, ma i tedeschi, cioè non ci ho neanche provato a fare le ciacole, insomma.
Ah, che bello, ciao son questo, è tipo i Challenger, stessa roba, che è lunghissimo, 7 metri, col gavone e tutto, Ford, strafigo. Oh, è strapieno di scoiattoli, occhio, dietro quel masso lì. Aspetta, perché sono senza stabilizzatore. Allora, uno è là fuori, lo vedi? Quello lì, al sole. Adesso l'altro è venuto davanti, guarda, tu. Guarda lì, tu. Guarda che è sopra l'albero, vedi? Che forti. Guarda che carino, guarda. Guarda. Guarda che è sopra il masso, eccolo qua, guarda. Che carino. Eccolo là, guarda. Sopra l'albero che mangia le sue cose. Adesso è andato lì su, guarda. Up. Ciao bello. Ciao. Guarda che viene qua. Ciao. Guarda. Su che te caschi. Ucciu. Guarda che lavori. Guarda. Che tipo. È lì che mi osserva, guardalo. Che carino. Bene Italia, andiamo a prendere sto famoso autobus per i laghi di Plitvice. Wow, Himer, bellissimo, guarda con i piedini di stazionamento. Cazzo figata, qua cosa abbiamo? Un hobby e un deadlift. E questo McLuis che sono italiani. Mi sarebbe interessata anche la casa di Tesla, ma più avanti. Beh, il campeggio ragazzo, vedi, è molto grande, no? È praticamente immerso nel verde, come hai visto, è pieno di scoiattoli, no? E il bello è che tu parcheggi dove vuoi, sparsi in giro, c'hai gli scarichi, carichi dell'acqua, poi c'hai la lavanderia, i bagni, le docce, eccetera, e colonnine della corrente ovunque, insomma. Quindi è bello, guarda, c'è chi si mette anche nell'erba, chi nelle piazzole tipo me.